Il patrimonio faunistico e il patrimonio ambientale sono patrimoni di inestimabile valore che abbiamo ricevuto dalle passate generazioni e che vogliamo trasferire alle future generazioni in condizioni ancora migliori rispetto a quelle di cui godevano quando ci sono state affidate. E per riuscire a cogliere questo obiettivo dobbiamo usare la parola chiave, che è gestione. Conservazione non significa imbalsamazione, come tutela non significa intoccabilità. Gestione è indispensabile utilizzare questo strumento per fare in modo da poter far sì che questi patrimoni possano essere tramandati in condizioni ottimali. Ecco perché abbiamo attivato questa iniziativa per fare in modo che l'ente pubblico faccia la propria parte, mettendo insieme le parti propositive, quindi vuol dire mondo agricolo, mondo venatorio, pescatori, istituzioni, mondo scientifico, parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista, in modo tale che tutte queste forze si mettano in sinergia per raggiungere questo importante obiettivo. Proponiamo oggi non opinioni ma dati, riscontri oggettivi che ci portano a dimostrare che attraverso una corretta gestione siamo riusciti qui in Veneto ad avere una delle più alte concentrazioni di animali selvatici d'Europa. Questi sono dati e non opinioni. Se noi riusciamo a prendere esempio da queste esperienze positive e tradurle poi in azioni concrete, sono sicuro che avremo dei risultati invidiabili da esibire all'intera collettività. Un momento di confronto fatto all'interno appunto del Consiglio regionale dove si vogliono approfondire gli aspetti tecnico-scientifici per una corretta gestione dell'attività venatoria, perché anche come legislatori dobbiamo poter operare avendo alle spalle dei dati che ci permettono di fare le scelte migliori per la tutela della fauna e perché tutte anche le norme siano rispettate nel miglior modo possibile.